Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Palermo fermato il cognato di Stefano Gaglio, ucciso ieri mattina davanti alla farmacia dove lavorava. Si ipotizzano vecchi rancori familiari. Aggressioni a colpi di coltello a Carini, tra vicini di casa 2 feriti, tra cui un ventenne. La denuncia della madre: mio figlio coperto di sangue, 10 denunciati. Arrestato rapinatore seriale di supermercati, entrava a volto scoperto fingendosi un cliente e poi minacciava il cassiere e prelevava i soldi. A Catania confermato il piano STM da 5 miliardi, sarà polo europeo del carburo di silicio, è quanto emerso dall'incontro con il ministro Urso, che ha garantito nessun taglio del personale. Nodo Rotolo Ognina a Catania, via libera al progetto, passo decisivo per liberare il lungomare dalle auto e valorizzare il borgo marinaro del Porticciolo con l'abbattimento del cavalcavia. La bambina più bella d'Italia è siciliana, di Santa Croce Camerina, si chiama Diva, a 6 anni, sogna di diventare agente di polizia. Bentrovati, l'omicidio a Palermo. È stato fermato il cognato di Stefano Gaglio, ucciso ieri mattina davanti alla farmacia dove lavorava. Sembra che alle spalle ci fossero dei rancori familiari. Marco Gullà. Dopo un lungo interrogatorio, la squadra mobile di Palermo è in stato di fermo l'uomo accusato di aver ucciso il 39enne Stefano Gaglio ieri mattina a colpi di arma da fuoco davanti alla farmacia Sacro Cuore dove il magazziniere lavorava. Si tratta di Giuseppe Cangemi, 62 anni, residente alla Calza e cognato della vittima. Ancora da chiarire il movente, che potrebbe essere legato a questioni familiari. Sembrerebbe che alla base di tutto potrebbe esserci l'eredità contesa di una villetta a Carini che il suocero di Stefano Gaglio aveva donato alla figlia, ovvero alla moglie della vittima. Ma si tratta solo di una delle tante piste seguite dagli investigatori che adesso stanno indagando a tutto campo per capire il movente dell'omicidio. Decisive per le indagini sarebbero state le immagini delle telecamere della farmacia e di altri esercizi commerciali della zona che avrebbero ripreso tutta la scena. Un omicidio in diretta, con Cangemi che avrebbe aspettato davanti alla farmacia il cognato, forse uno sguardo e poi i colpi di pistola, circa 4. Gaglio è crollato a terra, morto dopo qualche minuto di agonia. Il killer si è poi dileguato a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce, ma gli investigatori, grazie anche alle testimonianze di chi era presente, hanno immediatamente avviato le ricerche fermando Cangemi nel primo pomeriggio direttamente nel quartiere dove vive, alla Calza. L'interrogatorio del presunto assassino è durato fino a sera. Intorno alle 23 è stato fermato per omicidio e trasferito in carcere nell'attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari. Lite tra vicini di casa e aggressione in pieno giorno a colpi di coltello, 2 feriti tra cui un ventenne. La denuncia della madre che dice: mio figlio coperto di sangue. Luca Ciliberti. È una vicenda dai contorni ancora poco chiari, ma con un epilogo da incubo. Un giovane di 20 anni colpito con 2 coltellate al petto e una al braccio, il padre pestato brutalmente e la madre terrorizzata che ha assistito inerme alla scena. È accaduto tutto a Carini, nel Palermitano, intorno a mezzogiorno di domenica. Una lite tra vicini, secondo le prime ricostruzioni, degenerata per futili motivi e che stava quasi per trasformarsi in tragedia. A raccontarla è stata la madre della vittima, Mary Giammona, giornalista di Teleiato, che con un post su Facebook adesso vuole giustizia. Ho visto il sangue che copriva il corpo di mio figlio, ma nessuno è stato trattenuto per tentato omicidio, scrive. La donna avrebbe chiesto ai vicini, che avevano affittato una villetta limitrofa e che avevano organizzato una festa, di spostare dal muro perimetrale una delle casse acustiche dell'impianto che trasmetteva musica ad alto volume. In un attimo gli animi si sono scaldati, sono volate parole grosse contro la donna che hanno costretto il marito, preoccupato, ad intervenire. Da lì in poi la situazione è degenerata all'inverosimile. L'uomo è stato accerchiato e preso a calci e a pugni dal branco. Il figlio di 20 anni, nel tentativo di aiutare il padre, si è messo in mezzo mentre un altro uomo ha tentato di farsi giustizia con un coltello. Secondo quanto riportato dalla donna, il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Partinico, dove i medici hanno fortunatamente accertato che il coltello non ha colpito gli organi vitali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile di Carini. L'autore dell'aggressione, probabilmente sotto effetto di alcol, è stato denunciato a piede libero, ma le indagini proseguono per ricostruire minuziosamente la dinamica dei fatti. Incredulità e indignazione da parte della comunità di Carini, che si è stretta attorno alla famiglia brutalmente aggredita.
E per i fatti avvenuti a Carini, i carabinieri hanno denunciato 10 persone di età compresa tra i 19 e i 61 anni per rissa aggravata scaturita in via Capulone, secondo i militari, a causa della forte musica in una abitazione. A Catania è stato arrestato un rapinatore seriale, è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. Emanuela Corsi. Il metodo era sempre lo stesso. Entrava a volto scoperto negli esercizi commerciali, fingendosi un cliente qualunque, ma una volta arrivata alla cassa con un'arma da taglio minacciava il malcapitato dipendente di turno e prelevava l'incasso. La polizia di Catania ha arrestato un rapinatore seriale di 38 anni. Le indagini hanno preso il via dopo un colpo commesso la sera del 10 gennaio, ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Un analogo episodio si è verificato il giorno successivo, sempre alla stessa ora, quando il rapinatore in un altro esercizio commerciale ha minacciato con un taglierino il dipendente per farsi aprire la cassa, impossessandosi del denaro contante custodito all'interno. Anche la mattina del 12 gennaio l'uomo ha fatto ingresso all'interno di un supermercato, intimando al cassiere di consegnare il denaro contenuto nella cassa. Tutti gli episodi sono stati ripresi dalle telecamere. In questo caso però, come si vede, il commesso è riuscito a mettere in fuga il malvivente che a piedi si è allontanato. Le indagini della squadra mobile hanno permesso di incastrare l'uomo per tutte queste rapine. Il responsabile è stato arrestato e rinchiuso in carcere. E adesso andiamo a Messina, la città al centro del dibattito sulla lotta alle mafie. Nell'aula magna dell'Università appunto di Messina si sta tenendo un convegno molto importante dal titolo Criminalità nazionale e transnazionale, strumenti obiettivi in Italia e in Europa. Lo vediamo in collegamento, eccolo qua, proprio davanti al luogo dove si sta tenendo questo importantissimo convegno, il nostro Francesco Triolo. A te, Francesco. Sì, Roberta, all'esterno del rettorato dell'Università di Messina, dove si sta tenendo un importante convegno a livello europeo, criminalità nazionale e transnazionale. Sostanzialmente ci sono tutte le forze di investigazione europee qui a Messina per studiare, per programmare gli interventi contro una criminalità che diventa sempre più internazionale, che si allea, che crea alleanze per cercare di sfuggire ai controlli. Si parlerà di intelligenza artificiale, di criptovalute, della capacità di eludere i controlli. Non a caso ci sono l'Europol, l'Interpol, ci sono le forze di investigazione italiane, tutti i maggiori magistrature europee. C'è il procuratore della nazionale antimafia che interverrà, è anche prevista la presenza del ministro dell'interno Piantedosi, che deve ancora arrivare, e della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, a testimonianza di quanto l'argomento sia molto sentito. Uscirà fuori un documento che verrà presentato in Parlamento europeo proprio per adottare una strategia comune nella lotta agli appetiti della criminalità organizzata. Si parte da Messina, un po' come nel 1955, quando qui venne posto il primo seme per l'Unione Europea. Non a caso, perché con la possibilità che partano i lavori del ponte sullo stretto, gli appetiti delle criminalità non solo siciliana, calabrese, italiana, ma internazionali, possono essere solleticati. Quindi da qui si inizia a fare un ragionamento complessivo. Vedremo alla fine, al termine dei lavori della giornata, cosa verrà fuori. A te, Roberta. Grazie a Francesco Triolo, naturalmente continuerà a lavorare per fornirci il dettaglio su questa giornata nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Andiamo a Palermo, la morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Nonostante la richiesta di archiviazione, la famiglia insiste, è stato strangolato. Maglio Viola. Si opporrà alla richiesta di archiviazione e contesta l'ipotesi del suicidio la famiglia di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato cadavere nella sua auto il 25 maggio del 2024 a Palermo con una fascetta di plastica stretta intorno al collo. Per Francesca Donato, ex europarlamentare della Lega, oggi vicepresidente della DC, ci sarebbero numerosi elementi nell'inchiesta da approfondire che farebbero pensare in tutto e per tutto a un omicidio. La Donato consegna a Repubblica le sue riflessioni dopo aver letto le circa 2000 pagine dell'indagine
Non ci sono impronte sulla fascetta, dice la Donato. Come avrebbe fatto Angelo a stringersela intorno al collo senza lasciare tracce? Nell'auto poi ci sono diverse altre impronte, ma nessuna è stata utile per un confronto, ma questo lascia pensare ci fossero altre persone. Una ipotesi, secondo la Donato, confermata anche dal GPS dell'auto che segnala alle 11.07 una porta aperta. Per la famiglia c'era un uomo sul sedile posteriore che portava i guanti e ha strangolato Angelo per poi scappare dallo sportello posteriore. Quanto al movente, la Donato ha un'idea precisa: c'erano pretese alle quali Angelo non voleva dare seguito e nell'ultimo periodo ha spesso raccontato di essere seguito da 2 uomini in motocicletta. Lo avrebbe detto a un testimone, ma anche alla moglie, alla quale aveva raccontato di temere per la sua vita. Il giallo insomma c'è ancora e la famiglia vuole che si continui a indagare. Io e mia figlia abbiamo diritto a conoscere la verità, conclude Francesca Donato. Cambiamo argomento. A Catania, confermato il piano STM da 5 miliardi, sarà polo europeo del carburo di silicio. È quanto emerso dall'incontro con il ministro Urso, che ha garantito nessun taglio del personale. Simona Mazzone. Confermato il maxi investimento da 5 miliardi su Catania. Parola del ministro delle imprese Urso, che ha presieduto il tavolo su ST Microelectronics con la partecipazione del ministro dell'economia Giorgetti, rappresentanti dell'azienda, sindacati e regioni Sicilia e Lombardia, per le quali confermato nessun esubero di personale. Per i sindacati un risultato positivo, ma occorrono certezze per il futuro, un nuovo piano industriale che assicuri sviluppo e occupazione fino al 2032. Per Catania Urso ha ribadito che l'impianto diventerà polo europeo del carburo di silicio, tecnologia chiave per transizione energetica e mobilità elettrica. Si tratta del più grande investimento autorizzato dalla Commissione europea nella microelettronica, dal valore di 5 miliardi di euro fino al 2037, con agevolazioni pubbliche superiori a 2 miliardi. I sindacati al termine dell'incontro hanno chiesto ulteriori incontri, sottolineando di attendere risposte chiare e trasparenti sui singoli impianti e produzioni. Restiamo a Catania, via libera al progetto esecutivo per il nodo Rotolo-Ognina. Il progetto prevede il completamento dell'allaccio tra il viale Alcide De Gasperi e il viale Ulisse. Luca Ciliberti. Nuovi passi verso il waterfront di Catania. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento della viabilità nodo Rotolo-Ognina, un'opera strategica che consentirà a breve l'avvio della gara e l'apertura del cantiere. L'intervento, del valore di oltre 11 milioni di euro, è finanziato attraverso fondi europei e si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione urbana dell'area Ognina-Rotolo-Picanello per un investimento complessivo di 53 milioni di euro. Il progetto prevede il completamento dell'allaccio tra viale Alcide De Gasperi e viale Ulisse, rendendo così finalmente pienamente operativo l'asse viario di scorrimento nord-sud alternativo al lungomare, oggi congestionato dal traffico. Una volta ultimato, l'intervento atteso da decenni libererebbe il lungomare dalle auto e valorizzerà il borgo marinaro di Ognina con l'abbattimento del cavalcavia. Il nuovo asse di collegamento, concepito come una via di fuga in caso di emergenze, rafforzerà la sicurezza urbana e la mitigazione del rischio sismico. Soprattutto, come evidenziato nella relazione generale, rappresenta una scelta strategica per alleggerire il traffico da viale Altala Lagona, ridisegnare l'assetto viario cittadino e rendere possibile la pedonalizzazione del lungomare tra Piazza Nettuno e Piazza Mancini Battaglia. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per la clamorosa bocciatura della Corte dei Conti su Agrigento Capitale. A tra poco. Siamo tornati in studio. Clamorosa bocciatura. La Corte dei Conti infatti stronca Agrigento Capitale della Cultura 2025. Ritardi, caos gestionale e fondi pubblici a rischio. Sentiamo Davide Sardo. È una bocciatura netta quella della Corte dei Conti sulla gestione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Nel mirino ritardi, conflitti interni e scelte discutibili che rischiano di svuotare di senso l'evento. Il giudizio arriva dopo 144 pagine di istruttoria firmata dal Presidente della sezione di controllo Salvatore Pilato. Parole durissime, criticità, confusione, mancanza di coordinamento. Su 44 progetti previsti, solo 18 hanno spese reali, una decina
non sono mai partiti. Mancano poco più di 3 mesi alla fine dell'anno, con oltre 6 milioni di fondi pubblici già in ballo da Comune, Regione e Ministero della Cultura. 11 i rilievi principali: rendicontazione lenta, nessun controllo sui costi e persino assunzioni a tempo indeterminato per un evento che scade nel 2025. Scelta definita incomprensibile. Caso emblematico quello dell'ex direttore Roberto Albergoni, dimessosi dopo aver firmato contratti stabili. Il successore Giuseppe Parello ha avviato licenziamenti e chiesto consulenze legali sui premi di produttività, come 45 milioni di euro al vecchio direttore generale. La fondazione ha tempo fino al 25 settembre per difendersi. Se le controdeduzioni non convinceranno, l'udienza si terrà il 7 ottobre. Il rischio è concreto, da occasione storica a clamorosa occasione mancata. È siciliana, di Santa Croce Camerina, ha 6 anni, è la bambina più bella d'Italia, neanche a dirlo, si chiama Diva. Il servizio di Veronica Barbarino. Sogna di diventare poliziotto o dottoressa, ma intanto, a soli 6 anni, ha già conquistato una platea nazionale. Lei è Diva Corallo, la bambina di Santa Croce Camerina che a Roma, rappresentando la Sicilia, nella categoria 5-8 anni, è stata incoronata bambina più bella d'Italia. Un successo che nasce dalla sua spontaneità e dal sostegno dei genitori, Giorgio e Federica. Sin da piccola io comunque cercavo questi vari concorsi per poter partecipare perché mi è sempre piaciuto, quindi io li ho fatti, poi ho avuto giustamente bambini e me li sono portata dietro per fare queste esperienze. Ho iniziato col maschietto, poi il maschietto ha vinto le sue fasce e quant'altro, ha deciso di non partecipare più e mi sono dedicata anche alla piccola. A soli 2 anni, Diva aveva già conquistato la fascia di Miss Baby Reginetta sul mare. Oggi, oltre al titolo nazionale, si porta a casa anche il premio Like, che la incorona come la più votata sul web. Mi sono sentita contenta e felicità e sono orgogliosa di vincere questa fascia. Mi sono divertita, è stato stupendo fare la sfilata là, aspettare, è stato bellissimo. Ma il sogno non finisce qui. Il prossimo traguardo sarà a Milano a novembre, dove Diva proverà a conquistare l'Europa. E prima di andare al calcio noi diamo uno sguardo alle agenzie. Notte di sbarchi a Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente 149 migranti dopo il soccorso di 4 imbarcazioni. Gli ultimi 73, fra cui 7 minori bengalesi, egiziani, eritrei e pakistani, sono giunti al molo Favarolo poco prima dell'alba. Tutti sono stati portati all'hotspot dove al momento, dopo gli 11 sbarchi di ieri, ci sono 650 ospiti. Adesso ci fermiamo ancora e poi torneremo con il calcio per occuparci del Catania. Siamo tornati in studio e siamo al calcio. Sabato prossimo il Catania tornerà in casa, dunque al Massimino, contro il Sorrento per tentare di riscattare la sconfitta di Cosenza. Al momento sono 4 gli infortunati nell'infermeria rossazzurra, ma sentiamo Sergio Colosi. Il rilancio in 3 mosse per mettersi alle spalle il peggior Catania d'inizio stagione, troppo brutto per essere vero, lontano parente di quella macchina perfetta che nelle prime 3 giornate aveva sempre vinto, realizzando 11 reti con Dini imbattuto. A Cosenza è cambiato tutto, squadra lenta e impacciata, poco aggressiva, messa sotto costante pressione da un avversario più determinato. Sabato pomeriggio al Massimino arriva il Sorrento, mercoledì prossimo nel primo turno infrasettimanale derby notturno a Trapani e domenica 28 trasferta a Cerignola. 3 appuntamenti per ritrovare il vero Catania, quello delle prime 3 giornate. La sconfitta di Cosenza è stata esaminata da Toscano, il ritorno in campo part-time del capitano Francesco Di Tacchio e l'inserimento di Gabriel Lunetta, terzo gol dalla panchina e più di un'alternativa, sono le poche note liete di giornata. L'adattamento di Gimenez interno di centrocampo, già provato in passato, continua a non funzionare, ma sabato contro il Sorrento, sconfitto
sconfitto in 3 delle prime 4 gare di campionato, tornerà disponibile Higuaín che ha scontato i 4 turni di squalifica. Sotto osservazione in infermeria Lo, il cui recupero contro i campani è improbabile, come quello di Caturano, tempi maggiori per Rolfini e ancora di più per Martic. Questo Catania però ha uomini e panchina per fronteggiare l'emergenza degli infortuni muscolari, che però devono essere attenzionati, e dimostrare che Cosenza è stato un passaggio negativo come Crotone in Coppa Italia. Serve uno spirito di squadra diverso e un'atmosfera che soltanto il Massimino potrà creare. E c'è un'ultima ora, purtroppo un incidente mortale questa mattina fra un'auto e un trattore sulla strada statale 113 Partinico-Alcamo. A perdere la vita è stato il conducente del mezzo pesante Francesco Dioguardi di 62 anni. La collisione è avvenuta all'altezza dello svincolo di Grisì. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale. Con questa notizia si chiude questa edizione del mattino di Sicilia 24. Vi do appuntamento alla prossima edizione alle ore 14 e vi lascio tra poco alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.